Benvenuti gentili telespettatori all'8ª puntata di Guarda che Stella, una puntata particolare con i misteri, diciamo così, di Villa Ottelio, questo bellissimo complesso che si trova ad Aris di Rivignano, tra natura e perché no anche qualcosa di particolare della serie Paura, ma niente di particolare, andiamo a vedere, soprattutto come sempre nell'intro, a scoprire Villa Ottelio. E nella suggestiva cornice del piccolo borgo di Aris di Rivignano, incantevole luogo ricco di storie dal notevole valore paesaggistico, che trova collocazione il complesso di Villa Ottelio. Il parco adiacente alla villa, la cui estensione ricopre una superficie di 10 ettari, è infatti un ambiente affascinante che testimonia la grande ricchezza paesaggistica del luogo, caratterizzato dalla presenza delle acque del fiume Stella e dalla moltitudine di varietà arboree e piante secolari. Ci troviamo inoltre in un luogo molto interessante anche dal punto di vista storico. Dal 1267 vi è infatti la presenza documentata di un castello, individuabile nel margine nord-est dell'attuale villa, con borgo fortificato che fungeva da punto cardine di difesa dal territorio patriarcale. Villa Ottelio, sorta proprio sulle vestigia dell'antico castello, prende il nome della omonima famiglia che succedette ai Savorgnan, i nobili friulani che, proprietari del complesso dal 1395 sino alla fine dell'Ottocento, operarono tra il XVII e il XIX secolo la trasformazione da castello a villa. Oggi il complesso di Villa Ottelio si articola in due vaste parti separate da un ampio cortile. La prima è costituita da un palazzo signorile a pianta rettangolare, la cui facciata è rivolta verso le limpide acque del fiume, così come il giardino, un tempo all'italiana, e la serra. La seconda parte rustica, adibita a servizi, ospita i porticati ed archivolti e i magazzini del sale. Fin da epoca romana, infatti, e poi durante la Serenissima, lungo la via acquea del fiume Stella era molto fiorente il commercio del sale, ivi conservato e quindi destinato a essere venduto all'entroterra. Nel 1988 l'intero compendio venne acquistato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e precisamente dal Consorzio regionale delle foreste, e divenne oggetto di un ampio progetto di recupero a cura dell'architetto Brugnoli e dell'architetto Caprioglio. Soltanto una parte dei lavori previsti, consolidamento del tetto e dei solai della villa padronale, venne però realizzata. Da oltre 20 anni il fabbricato, lasciato in totale stato di abbandono, versa in condizioni di pessimo degrado ed è a rischio di crollo. L'amministrazione comunale di Rivignano, al fine di recuperare il prestigioso complesso e per non lasciare un patrimonio di così grande pregio vittima dell'incuria del tempo, ha deciso di coinvolgere l'Università di Architettura di Venezia nello studio di un possibile recupero della villa Ottelio Savorgnan. Questo progetto, promosso dall'amministrazione comunale, ideato appunto dallo UAV di Venezia, prevede la messa in sicurezza dell'intero complesso e l'immediato definitivo recupero della villa e dei portici. La Regione Friuli Venezia Giulia, proprietaria di tutti gli edifici, dopo aver visionato questo progetto di recupero, ha recentemente stanziato la somma di 2.330.000 euro per il recupero della villa e dei portici, somma che si va ad aggiungere al milione di euro circa già messo a disposizione per il rifacimento dei tetti e la messa in sicurezza dei magazzini del sale. A breve, quindi, inizieranno questi lavori di recupero tanto attesi, che speriamo possano ricondurre agli antichi fasti tanto splendore così decaduto. Questa era la presentazione di Villa Ottelio, la sua storia, ma per capire bene cosa si farà per recuperare questa villa lo abbiamo chiesto ai diretti interessati e dunque la linea va alla nostra inviata speciale Tiziana Cosmi. A te la linea. Gentili amici di Guarda che Stella, oggi ci troviamo ad Aris di Rivignano e alle mie spalle potete vedere la bellissima villa Savorgnan Ottelio. Mi trovo in compagnia dell'assessore Massimo Tonizzo e del sindaco di Rivignano Mario Anzil. Sindaco, quali sono le novità? Sì, questo complesso di Villa Savorgnan Ottelio, complesso tra l'altro straordinario, è stato completamente abbandonato per oltre 20 anni e nulla è stato fatto, non c'erano neppure i rilievi. Noi appena ci siamo insediati in comune un paio di anni fa abbiamo puntato tutto sulla ristrutturazione di questa villa, abbiamo elaborato un progetto coinvolgendo anche l'Università di Venezia e lo abbiamo sottoposto alla Regione, dal momento che la Regione è proprietaria della villa, e gli assessori regionali che lo hanno guardato
guardato questo progetto con molta attenzione. Tra l'altro devo approfittare per ringraziarli, il Presidente Tondo, l'assessore Savino, l'assessore Riccardi e l'assessore Violino, che hanno preso a cuore questa iniziativa, hanno capito l'importanza di non lasciare in queste condizioni di degrado una villa di così importante prestigio, e finalmente quest'estate la Regione ha finanziato il recupero della villa, per cui fra poco potranno iniziare i lavori e la villa verrà ristrutturata e restituita alla sua comunità. Assessore Massimo Tonizzo, lei qua per l'ambiente e la cultura, ci porta a vedere il resto del compendio? Sì, adesso entriamo in questa villa padronale qui alle mie spalle, dove vedremo un attimino quello che è lo stato di degrado della villa che in questo momento possiamo avere qui a Rivignano. C'è da dire una cosa: questo edificio è stato costruito sulle vecchie mura di un castello, e infatti noteremo poi all'interno la presenza di un muro oltre 2 metri di spessore nel primo piano della villa, e dopodiché ci sposteremo nel cortile interno, dove andremo a visitare i magazzini del sale. Troviamo proprio alle mie spalle i magazzini del sale. Attraverso il rilievo che il sindaco un poco fa ci ha illustrato, attraverso la costruzione di un plastico, siamo riusciti a evidenziare una particolarità di questo compendio. I Savorgnan, già appunto nei primi anni del 1400, capiscono che la parte più importante della loro abitazione non era appunto la residenza, quindi dove loro abitavano, ma la parte retrostante, quindi il corpo di fabbrica. Il plastico ha evidenziato questa caratteristica, che il volume più importante di tutto questo compendio di Villa Otelio è appunto il magazzino del sale, che vedete qui alle mie spalle. Infatti all'epoca chi commercializzava il sale, quindi l'oro bianco così chiamato, era colui che deteneva il monopolio e la ricchezza dell'epoca. All'interno di questi magazzini infatti veniva stoccato il sale che arrivava direttamente attraverso il fiume Stella, che era navigabile, da Aquileia e da Venezia, per poi essere lavorato in una prima fase qui ad Aris, e dopodiché da qui partiva per tutto l'est europeo. Quindi capite benissimo l'importanza di questo sito, tra l'altro un sito inespugnabile. Perché? Perché qui Rivignano era in una zona paludosa dove nessuno aveva il coraggio di inoltrarsi. Presidente, che cosa intende fare la Proloco di Aris per il parco? Stiamo per iniziare i lavori del verde, quindi gli sfalci delle erbe, le piante pericolanti, inizieremo presto questi lavori. Ecco. Noi da 6 anni come Proloco di Aris che partecipiamo alla pulizia del parco e dei giardini all'interno della villa, siamo dei volontari che una decina di persone più o meno che veniamo a lavorare, tutti volontari, e teniamo pulito per la comunità. Assessore Massimo Tonizzo, siamo tra i resti del giardino all'italiana, quale sarà il suo futuro? Sì, hai fatto bene a dire tra i resti, perché purtroppo in questi anni a volte è stato anche saccheggiato questo giardino, quindi qualcuno veniva qui a estirpare alcune piante di questo bosso. Ecco, il Comune ha presentato alla Soprintendenza recentemente un progetto di recupero del giardino, e abbiamo avuto il via libera da pochi giorni, e quindi entro la primavera del prossimo anno faremo un recupero totale di questo giardino, e quindi con la sistemazione delle siepi, dei prati e delle piante che circondano questo territorio. Quindi di fatto inizierà come prima attività il recupero di Villa Savorgnan Otelio attraverso appunto il giardino. Torneremo a dare lustro a questo meraviglioso compendio. Chiaramente sarà un intervento che dovrà essere ripetuto negli anni, e quindi l'intervento non sarà appetibile da subito, perché è da 20 anni che questi bossi vengono lasciati abbandonati, e quindi il lavoro è molto lungo e delicato. Termina qui, gentili telespettatori, l'8ª puntata di Guarda che Stella. Abbiamo scoperto Villa Otelio col suo fascino, con la sua natura e i suoi misteri. Quello che conta è che ci auguriamo che chi di dovere intervenga per aiutare il comune di Rivignano a recuperare questo importante complesso storico, artistico e culturale. Guarda che Stella però non finisce solo a livello televisivo, perché siamo presenti anche su internet, abbiamo il nostro Facebook, dunque Guarda che Stella mi piace, e anche attraverso YouTube, e voglio ringraziare i numerosi telespettatori
ascoltatori e perché no anche cibernauti che ci guardano attraverso il web per i consigli, perché no anche la critica che è giusta e ci sta in questi casi. Guarda che stella, 8ª puntata termina qui, la prossima altri misteri, ma non solo, con tutte le bellezze di Rivignano e come si dice in questi casi, alla prossima e buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Arrivederci.